Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora Sveva, chiedo a te la conferma, mi sentite e vedete anche la condivisione schermo, vero? Sì, assolutamente, vediamo e sentiamo benissimo. Perfetto, grazie mille. Allora oggi 31 maggio 2025, rassegna stampa di Radio Libertà, sempre con numerosi temi di cui ci dobbiamo occupare e sicuramente le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, secondo il quale questo inasprimento delle barriere doganali, questa guerra commerciale potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell'arco di un biennio. Ma arrivano anche notizie molto positive, molto incoraggianti, come quella sul sorpasso dell'Italia ai danni della Francia. Qui vedete già il titolone della prima pagina del giornale di oggi, il PIL che cresce più che a Parigi, ha azzerato il divario pro capite del 10%. E poi anche questa strigliata, sempre di Panetta, strigliata rivolta alle banche che devono tornare appunto a concedere prestiti alle famiglie. Ma poi ci collegheremo nel finale di puntata come sempre con Matteo De Sio, come sapete conduttore per questa radio Per te la rido io l'America, e ci collegheremo anche con il professor Salvatore Di Bartolo. Come ricorderete, già nostro ospite per Radio Libertà, lui scrive per il sito di Nicola Porro, è autore di diverse pubblicazioni, come per esempio Evergreen, l'altra faccia della rivoluzione verde, con prefazione di Vittorio Sgarbi, e con Di Bartolo parleremo della conferenza stampa in cui è stato presentato il suo ultimo saggio storico-politico, Sigonella Mamet, l'affaire Craxi, tra menzogne, verità e falsi miti, presentazione che si è tenuta mercoledì 28 maggio proprio presso la Sala Caduti di Nassiria del Senato a Roma. E se vi ricordate avevamo già presentato con lui qui su Radio Libertà questo suo testo, ma torniamo ad occuparci di questo suo libro, visto l'interesse mediatico e vista la presenza anche del senatore leghista Gianluca Cantalamessa, che è intervenuto per i saluti istituzionali insieme anche alla senatrice Stefania Craxi. E con Di Bartolo poi ragioneremo anche di questo giustizialismo che prima è stato protagonista della stagione di Mani Pulite, grazie a PM come Davigo, e che poi sempre questo giustizialismo ha attraversato anche la cosiddetta Seconda Repubblica. Pensate a quel giustizialismo, quel moralismo manettaro dei 5 Stelle. Ma siccome le vostre opinioni restano imprescindibili, sono infatti un prezioso mosaico di idee, terremo il consueto filo diretto con voi, anzi poi la scorsa settimana, e per questo ci scusiamo, non avevamo potuto leggere e commentare alcuni vostri messaggi, come ad esempio quello sull'opportunità di negoziati in Vaticano per la tregua tra Russia e Ucraina, o quello per esempio sui rilievi mossi dal Colle alla misura che centralizza al Viminale i controlli antimafia per il ponte sullo Stretto. Ma naturalmente torneremo su tutti questi temi, quindi intervenite pure chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finali. Potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Vi ricordo anche le nostre coordinate, quindi potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale proprio della Radio DAB, dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dicevamo, dal nostro nuovo sito internet, ovviamente www.radiolibertà.net, che è sempre aggiornato, vero e proprio giornale online, naturalmente anche dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android, e ovviamente anche da YouTube. Se siete stufi di questo panorama mediatico che è dominato dal politicamente corretto, ve lo ripetiamo sempre, abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, basta veramente poco per aiutare questa radio che rappresenta un unicum, e quindi potete andare sulle sezioni abbonati e donna ora del nostro nuovo sito internet. E allora la citavamo, stavamo guardando assieme questa prima pagina del giornale di oggi, vedete l'Italia che appunto sorpassa la Francia, l'editoriale di oggi di Alessandro Sallusti sull'hanno vista arrivare, perché adesso la Silvia Salis, dopo aver vinto, no, queste comunali di Genova, si è quasi un po' montata la testa, si è quasi elettrizzata. Potrebbe rappresentare un'insidia interna per la stessa Schlein. Scrive
Alessandro Sallusti, appunto, c'è fermento nel Partito Democratico. La vittoria alle comunali di Genova ha acceso un faro su Silvia Salis, candidata che è piaciuta ai genovesi non solo e che ha saputo dissimulare di essere a capo di una coalizione di sinistra-sinistra usando toni e modi inediti da quelle parti. A occhio Silvia Salis non è neppure di sinistra. Ricordate, nella scorsa rassegna stampa ci eravamo occupati anche dei rapporti che lei intratteneva con il centrodestra, come era stata vicina anche comunque allo stesso Toti. Ecco, però sta di fatto che qualcuno nel PD già ci sta facendo un pensierino su di lei che appunto la si può definire come una per la quale sicuramente alla quale non mancano ambizione e capacità, scrive qui Sallusti, che prevalgono sull'ideologia. E allora altro che Schlein e la sua bava alla bocca permanente, per vincere le elezioni politiche ci vorrebbe una così. Lei glissa, la Silvia Salis, l'altra Salis, insomma. Prematuro parlare di un ruolo nazionale, ma scommetto che in cuor suo la signora già pensa oltre la sindacatura genovese, ma avrà un grosso problema. A differenza della Schlein, lei l'hanno vista arrivare e quindi, conoscendo com'è la situazione lì nella ditta che fu di Bersani, proveranno a soffocarla in culla, perché nel campo largo gli aspiranti leader sono già fin troppi e in lotta tra di loro. Come la regina cattiva di Biancaneve, la Schlein sta già cercando conferme dallo specchio su chi è la più bella del reame PD e punta tutto sulle prossime elezioni regionali che in autunno chiameranno alle urne Campania, Puglia, Veneto e Marche, più la Valle d'Aosta, ma quella fa storia a sé. Dice la segretaria, vedrete che cambierà l'aria, bisogna capire cosa intende, cioè se vorrà spacciare per successo clamoroso una possibile vittoria in Puglia e in Campania. E qui giustamente arriva la precisazione di Alessandro Sallusti, cioè ormai da anni, da decenni che il centrosinistra governa la Campania e la Puglia, si può dire che sono quasi diventate quasi altre roccaforti rosse, quindi dove sarebbe la novità nel caso di vittoria del centrosinistra? Infatti ora la Campania, scrive Sallusti, è oggi governata dalla sinistra, lo è stata per 20 degli ultimi 25 anni e lo stesso vale per la Puglia. Se la Schlein vincesse, insomma, non ci sarebbe alcun cambio di vento, neppure se dalle Marche arrivasse un refolo a lei favorevole. Sostenere che il destino della politica italiana è nelle mani dei marchigiani è, detto con rispetto, un tantino esagerato. La svolta potrebbe quindi avvenire solo dal Veneto, ma ipotizzare un ribaltone ad oggi lì è pura fantascienza. Comunque vada, quindi l'unica vera novità del PD potrebbe essere Silvia Salis, quella che dicendo la Meloni è molto brava non fa paura fuori dall'elettorato del campo largo. Da guardare con attenzione, tra qualche mese capiremo se è anche da temere. E appunto più che altro evidentemente qualcuno lì all'interno del campo largo ha paura e poi alla Schlein bisogna anche ricordare che solo gli attuali sondaggi certificano sempre a livello nazionale sempre questo vantaggio del centrodestra, ma poi quando c'è stato il grosso test nazionale, cioè quello delle europee dell'anno scorso, test nazionale più che altro perché è indicativo dei rapporti di forza, delle percentuali appunto a livello nazionale, ovviamente poi ripartite tra i collegi elettorali che contribuiscono secondo il meccanismo elettorale delle europee ad assegnare i seggi, però in quel caso lì abbiamo visto sempre questa vittoria netta dei partiti della maggioranza, comunque tutta la coalizione della maggioranza con sicuramente il risultato di Fratelli d'Italia. Giù la maschera di citofonare di Luigi Mascheroni con questo titolo Citofonare Salvini, qui Luigi Mascheroni ricorda quello che è venuto fuori, che è successo lì in quel condominio di Bologna per cui poi Matteo Salvini, vice premier, segretario federale della Lega, era stato così duramente attaccato perché si era permesso campagna elettorale per quelle elezioni regionali in Emilia-Romagna, nelle regionali del 2020, si era permesso di citofonare a questa famiglia e chiedere scusate, qui qualcuno spaccia, si erano scatenate le polemiche e in realtà poi alla fine si è scoperto che sì,
quasi tutta la famiglia lì era stata citofonata e appunto implicata, coinvolta nello spaccio di sostanze. Bene, anzi, ieri la Corte di Cassazione, poi ovviamente invece parleremo dell'altra sentenza della Cassazione che ha ribaltato quello che già aveva deciso lei stessa a proposito della compatibilità con il diritto europeo di questi trattenimenti di immigrati irregolari presso i CPR albanesi, e infatti tutte le carte rinviate adesso alla Corte di Giustizia europea ci si pone anche questa questione, ma è giusto che ormai siano i giudici proprio alla fine comunque comunitari, europei, a dover ridecidere una materia così comunque significativa, rilevante per gli stati nazionali. Allora, la Corte di Cassazione in questo caso ha confermato invece le sentenze di condanna per i componenti di un'organizzazione accusata di gestire il narcotraffico in zona Pilastro a Bologna, tra i quali diversi componenti di quella famiglia lì, alla quale appunto Matteo Salvini aveva chiesto se lì qualcuno spacciasse. Una famiglia di tunisini. Per carità, non è il caso che ci facciate notare che qui il gesto di Salvini fosse stato accusato di essere discutibile, avesse sollevato delle polemiche, e lì era stato bollato come un delatore, come uno sciacallo, però resta una domanda a cui non sappiamo rispondere. Meglio un politico che suona a casa di un tunisino chiedendo lei spaccia, o un giornalista che magari citofona al padre di un assassino chiedendo avete chiesto perdono ai genitori della vittima? Ecco, giustamente questa domanda, perché lì in quel caso magari certe domande rivolte così subito dopo magari efferati delitti suonano sicuramente come inopportune e sono più gravi. Qui poi vedete l'altra polemica che si sta scatenando, perché no ai bersaglieri a scuola, la follia che insulta la storia. Questo accade a un liceo a Magenta. Allora, come queste istituzioni scolastiche possono prevedere magari dei momenti di incontro tra studenti e imam, possono prevedere delle visite nelle moschee, le realtà scolastiche si possono aprire appunto a visite presso centri islamici, però i bersaglieri no, non possono venire a scuola, è grave. Su questo tema oggi scrive anche Secchi nel suo editoriale, invece per Libero, dopo lo vediamo, lo commentiamo assieme. Vedete qui la notizia, pagina 8, e poi quello che vi dicevo, Toghe, nuovo assalto al modello Albania, i dubbi della Cassazione. Quindi la Corte di Cassazione che ha rinviato proprio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea due cause che riguardano i centri per i migranti costruiti dal governo in Albania. Viene capovolta quello che dicevamo, no? Un'ulteriore inversione a U, e infatti ci chiediamo, ma a questo punto dov'è la certezza del diritto? Anche di questo oggi ovviamente si occupa La Verità, e leggeremo anche poi la conclusione amara di Giorgio Gandola su questo tema. Giustamente dice, ma allora, conclude, la giustizia qui riguarda soltanto dei rapporti di forza, cioè una conclusione quasi sconsolata, ma del resto, scusate, vigendo questa incertezza, alla faccia invece della certezza che si dovrebbe garantire, quindi veramente la giustizia che diventa solo un rapporto di forza, citando appunto Einaudi e Montesquieu. E quindi, capovolta questa precedente decisione, la Corte ritiene che le leggi che li hanno istituiti, questi CPR, possano essere contrarie al diritto comunitario. E qui vedete che scrive anche Fausto Biloslavo e Luca Fazzo su questo. E poi l'assuefazione invece, se il trambusto di Donald Trump non fa più notizia. Le parole che possiedono un peso specifico, ci sono quelle che lasciano norma profonda, ce ne sono altre che sconquassano i mercati o scuotono il sonno delle diplomazie. È successo anche con Donald Trump. La riconquista della Casa Bianca ha dato il via a un'altalena di emozioni. Ma l'abbiamo ripetuto, no, tantissimo da queste onde, su questa radio, che la strategia di Trump è proprio questa, quella di destabilizzare per poter creare un nuovo ordine che sia ovviamente funzionale agli interessi dell'elettorato americano, degli Stati Uniti, e quindi si crea un caos per creare un nuovo equilibrio più favorevole. Perciò anche tutti questi annunci shock, perciò anche queste prese di posizioni dure, ovviamente nei rapporti internazionali con gli altri stati. E allora, vedete, poi anche qui a proposito di Elon Musk, della fine del Doge,
ma forse sarà un arrivederci. Interviene anche Cottarelli, che se vi ricordate con la sua esperienza anche diciamo di spending review, a pagina 5 intervistato da Zurlo. E allora vedete, facciamo intanto una rapida scorribanda, ecco, all'interno del giornale, poi ovviamente passiamo alle altre testate, una scorribanda all'interno. Vedete, a proposito delle considerazioni finali di Panetta che stavamo prima anticipando, Panetta sul risico bancario, ok, solo se finalizzato a migliorare i prestiti verso famiglie e imprese. Il governatore di Banca Italia avverte che le fusioni sono positive solo se potenziano l'accesso ai finanziamenti. Prima stavamo dicendo di questa strigliata, no? Per le banche che magari non concedono prestiti alle famiglie. I banchieri, noi da sempre aiutiamo l'Italia, in retroscena le aggregazioni bancarie devono essere ben concepite e rivolte unicamente alla creazione di valore. Il passaggio chiave delle considerazioni finali del governatore di Banca Italia Fabio Panetta, e quindi questo passaggio che ha trovato pronta la risposta del GOTA, del credito italiano, ieri riunito a Palazzo Koch. Il discorso ha sottolineato quanto il sistema bancario nazionale sia solido ed efficiente, con un miglioramento quindi di tutte le principali caratteristiche di questo sistema. E nel salone di Via Nazionale, fitto il confronto tra i protagonisti del risico, il presidente Gianmaria Gross-Pietro per Intesa, con gli omologhi Piercarlo Padoan per Unicredit, Nicola Maione per MPS e Massimo Tononi per Banco BPM, e poi Francesco Gaetano Caltagirone, azionista rilevante in Mediobanca e Generali in MPS, da sempre attento al valore industriale delle operazioni. E qui alcuni dati, altri razionali da esaminare. Vedete, 2,3% il tasso annuo di crescita dei prestiti bancari alle imprese registrato da Banca Italia a marzo 2025, la dinamica di quelli alle famiglie ha segnato un più 1,7%, entrambi andamenti sono al di sotto della media storica. 280 miliardi di euro il flusso cumulato degli aumenti di capitale delle imprese tra il 2011 e il 2024, nello stesso periodo il valore complessivo dei mezzi propri è cresciuto in rapporto al PIL dall'84 al 121%, e più 1,5% secondo Banca Italia la crescita stimata del PIL europeo, attivando investimenti tramite titoli di debito comune, Eurobond. Questo comporterebbe un incremento del prodotto interno lordo di 450 miliardi, quindi si torna a parlare ovviamente di messa in comune del debito europeo, di Eurobond. Il summit, Meloni ottimista sui dazi e nega frizioni con Parigi, solo panna montata, quindi il vertice con i paesi dell'Asia centrale. In Kazakistan firmate intese per 4 miliardi, qui vedete se ne occupa Adalberto Signore. Per le relazioni tra Italia e Asia centrale il momento è storico, tanto che Giorgia Meloni, dopo una serie di intese con Uzbekistan per circa 3 miliardi, ieri ha siglato accordi con il Kazakistan per 4 miliardi. E invece, ecco qui, a proposito di schiaffi alla Francia, prima lo stavamo citando questo dato, lo schiaffo italiano a Macron, ora siamo ricchi come loro, perché l'Unione Europea qui che deve ovviamente certificare questo risultato. L'Italia ha raggiunto la Francia in termini di PIL pro capite, a Roma che cresce più degli altri, dimezzato il divario con la Germania. Bene anche la collocazione dei titoli di Stato, la raccolta del BTP Italia è ammontata a 8,8 miliardi, sottoscritti soprattutto dal risparmio privato, cresce pure l'export, e questo è un modello, l'avevamo già detto anche altre volte, no? Che va incentivato e sostenuto, cioè che poi alla fine è il cittadino italiano stesso, ma piccolo medio investitore, che può contribuire proprio al rafforzamento finanziario del suo paese sottoscrivendo questi BTP Italia, e quindi una fiducia che viene ulteriormente rafforzata, la fiducia, no, nel sistema Italia, se poi questi titoli di investimento, questi titoli di Stato sono sottoscritti proprio da risparmiatori italiani. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, quindi ha presentato le sue considerazioni, qui vedete, no, nella foto, in occasione della presentazione della relazione sul 2024, e accanto appunto il presidente, qui vedete, della Repubblica francese, Emmanuel Macron, particolarmente corrucciato, qui scrive il giornale. La sua Francia è stata raggiunta dall'Italia sul dato relativo al PIL pro capite. E poi appunto andando avanti qui sul giornale, il tema invece Doge e i rapporti tra
Trump e Musk. Elogio finale a Musk nella bufera, appunto secondo le anticipazioni del New York Times, ma chissà, magari sono altre illazioni. Il New York Times che appunto afferma sì, noi diciamo magari sono illazioni, ma avrebbe appunto riportato che Elon Musk sarebbe stato sotto effetto di sostanze psichedeliche durante la campagna elettorale. Tanto appunto lui è stato congedato, Trump l'ha ringraziato, ci ha fatto risparmiare miliardi, dobbiamo essergli grati. E poi Mr. Tesla, la mia uscita non è la fine del Doge, ma l'inizio. Continuerò ad aiutare Donald. Il presidente è uno dei più grandi imprenditori al mondo. Trump appunto ha dichiarato di Mr. Tesla. Quindi non è la fine del Doge, quindi non è detto che questa uscita poi sia in realtà non un addio con l'amministrazione americana, ma un arrivederci. E il quotidiano, il New York Times, ha raccolto documenti e testimonianze di collaboratori sul presunto abuso di chetamina. Ne ha assunta talmente tanta da avere problemi alla vescica. Chissà, perché qua lo sappiamo poi come vengono confezionati certi dossier soltanto magari per screditare altri personaggi che appunto sono invisi a quelle redazioni. Carlo Cottarelli, appunto stavamo anticipando dalla prima pagina l'intervista condotta da Stefano Zurlo a lui, Cottarelli che dichiara: sono stato l'Elon italiano, ma il tagliatore finisce tagliato a sua volta. Una sorta di nemesi, di legge del contrappasso. La spending review mi fecero fare solo fino a un certo punto. E qui virgolettati, vedete, sull'ambizione mi chiamò nel 2013 l'allora Premier Letta con lo scopo di mettere a dieta lo Stato. L'obiettivo: avrei dovuto risparmiare 2 punti di PIL, circa 40 miliardi di euro di oggi. Poi arrivò Renzi, sforzi inutili, se il governo teme di perdere consensi non si va da nessuna parte, solo Milei dispone della motosega. Licenziamenti: volevo sforbiciare 80.000 persone, potevano essere dirottate ad altri incarichi. Su Palazzo Chigi nel 2018 ero la riserva di Mattarella come premier, poi in extremis nacque appunto il primo governo Conte. Ma vedo sono le 8:32, quindi chiedo a te Sveva, a questo punto ci concediamo questo piccolo break e torniamo fra pochissimo. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Di nuovo della linea per Vittorio. Grazie Sveva. Allora stavamo commentando, no, questa intervista che ha rilasciato Carlo Cottarelli per il giornale di oggi, e lui quasi dice, no, con invidia, un po' anche con ammirazione: la vera motosega è in mano a Milei, a tutti gli altri non si può concedere più di tanto, no, queste operazioni di taglio, di sforbiciate, perché poi a un certo punto, se si attacca troppo la spesa sociale, certe spese, ovviamente si perde consenso. Lui sostiene, e quindi la politica più di tanto poi non ti consente, no, di tagliare, di sforbiciare. Per esempio, qui alcune domande, no, di quelle, passiamo in rassegna ovviamente le domande più rilevanti, non possiamo qui permetterci di leggere e commentare tutta l'intervista, no? Sapete, il nostro tempo che vola. Professor Carlo Cottarelli, qual era il suo obiettivo? Il presidente dell'osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica sorride, un po' più modesto, diciamo 2 punti di PIL di allora, nel 2014, circa 32 miliardi di euro, oggi sarebbero almeno 40. Quindi, no, a proposito della cifra che si dovrebbe tagliare. Chi la chiamò? Enrico Letta, fine 2013 fu nominato commissario alla spending review con questa terminologia inglese. E poi le resistenze. Perché queste resistenze? Domanda secca. Certo, perché se disboschi quel mondo fai fuori tutto un sistema di potere, ma non è solo quello. Dove ci si è arenati? Ci si è arenati dove si arenano un po' tutti i commissari alla spesa, non solo sulle spese sugli acquisti, ma sui trasferimenti. Trasferimenti? Sì, un imprenditore pensa a tagliare le spese per il personale, gli acquisti, lo Stato stacca assegni, per esempio le pensioni. Insomma, nemmeno Trump ci riesce, qui la domanda.
Cioè, nemmeno lui. Io volevo intervenire sulle pensioni, ma ho capito che la strada era bloccata. Per carità, avevo proposto un efficientamento della macchina statale, per esempio con la riorganizzazione di tutte le forze di polizia, e poi avevo immaginato la riduzione dei piccoli comuni e tanto altro, ma il punto è sempre quello: riduco la spesa per tagliare le tasse, ma se il governo ha paura di perdere i consensi e pezzi di elettorato, allora non si va da nessuna parte. Beh, però qua ci permettiamo, no, di esprimere delle visioni un po' diverse, punti di vista magari alternativi, perché insomma già con la riforma Fornero sapete che disastri sociali che erano stati compiuti, lei stessa poi che pianse in diretta davanti alla TV quasi pentita, ma intanto il danno era stato già creato, la frittata già bella che pronta. E a proposito qui della riduzione dei piccoli comuni, però i piccoli comuni sono il primo riferimento, no, dello Stato, comunque dell'ordinamento, in realtà che altrimenti sarebbero isolate. Quindi qui siamo contrari, per esempio, saremo contrari a misure del genere, ecco, sicuramente discutibili, come quella della riduzione dei piccoli comuni, che sono appunto primo presidio anche di vicinanza, di legalità dello Stato, della Repubblica, ripetiamo, appunto, ripetiamo, alle realtà che magari sono più isolate. E poi la domanda finale: lei fra il 28 e il 31 maggio 2018 è stato appunto incaricato come Presidente del Consiglio. Era la riserva nelle mani di Mattarella nel caso non ci si fosse riusciti a far nascere un esecutivo politico. A un certo punto sembrava che non ci fossero alternative alla mia persona. Io invece insistetti: facciamo un ultimo tentativo. E poi appunto vi ricordate, nacque invece il primo governo Conte, quello giallo-verde. Di Maio e Salvini si misero d'accordo e appunto nacque il Conte 1. E poi quello che stavamo già anticipando, no, a proposito di questa Cassazione che rimangia se stessa, rimangia la sua decisione, toga irriducibili, la Cassazione contro il modello Albania, il Viminale avanti. Doccia fredda della Suprema Corte, quindi, che rinvia all'Unione Europea la legge sui nuovi centri, ma il governo non compie marcia indietro, la strana fuga di notizie al manifesto. Eh sì, perché appunto il manifesto aveva già anticipato questo cambio di marcia, e quindi come mai insomma erano arrivate certe indiscrezioni e poi i rapporti imbarazzanti qui, appunto le nuove decisioni che potrebbero riguardare l'ONG di Casarini. Su questo poi scrive oggi anche La Verità, se ne occupa anche La Verità di questo tema, il metodo Prevost che cancella Pier Casarini, Vittorio, scusami, stop. c'è una Sì. chiamata. Ah sì, grazie Sveva, allora la facciamo sentire, prego. Buongiorno signor Scimia, Elisetta, scusi che la Ciao. disturbo sempre presto. Allora, io volevo Prego, fare figurati, non una disturbi. diretta sulle forze dell'ordine, signor Scimia. Sì, e oggi Allora, ce ne secondo me occupiamo, è sì. intollerabile, cioè un continuo di scontri contro le forze di polizia che devono impedire sopraffazioni, secondo me, da parte di manifestanti che si definiscono pacifici, ma secondo me sempre muniti di casco e bastoni, e tentano di sfondare i cordoni di sicurezza andando allo scontro con le forze dell'ordine, appunto. Da anni, signor Scimia, assistiamo a questi fatti che non hanno nulla a che vedere, secondo me, con la libertà di manifestare. Francamente, con una situazione che mi sembra degenerata, mi aspettavo un intervento di condanna da parte del Capo dello Stato, cioè che è la massima autorità a tutela della libertà di tutti i cittadini per una convivenza di civile e rispettosa con le istituzioni. Non voglio essere irrispettoso verso il Presidente della Repubblica, ma una sua parola, signor Scimia, forte verso i facinorosi la vedrei opportuna, giusto per dare un segnale forte di democrazia. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie Elisetta, assolutamente condividiamo in pieno quello che ci hai detto, perché è inaccettabile, no, che questa sinistra continui per esempio sempre a coccolare, come hai detto te, i facinorosi, i violenti, si grida allo scandalo, no, se viene approvato il DL sicurezza che consente appunto poi prevede innanzitutto anche l'istituzione di altri reati come questo per le occupazioni arbitrarie, no, degli immobili, ma che contiene tante norme proprio a difesa di chi difende la nostra sicurezza.
E su questo argomento, allora facciamo così, ci andiamo subito sul Tempo, scrive proprio sul Tempo, ma anche sul Libero scrive Paragone. Possiamo andare a pagina 12 dove c'è questa sua riflessione. Allora saltiamo un attimo questa parte, poi ci ritorniamo sul giornale. Qui vedete, no, questo reportage sui rapporti tra Casarini e appunto alcuni amici laici della cerchia di Bergoglio, quanto ha incassato l'ONG di Casarini anche per esempio da ambienti ecclesiali vicino alla Chiesa. Ma allora dicevamo, andiamo sul Libero di oggi per questo tema qui, una riflessione appunto di Paragone. Vedete intanto la prima pagina di Libero su questo altro scandalo, l'abbiamo definito così: chi può entrare a scuola, gli imam sì, bersaglieri no. Stavamo dicendo prima di questi rapporti tra istituzioni scolastiche e moschee, bambini che abbiamo visto sono stati mandati lì alle moschee poi a pregare, veramente un atteggiamento, una situazione da vera e propria sottomissione, per usare il termine, ahimè, purtroppo famigerato di Houellebecq. Qui vedete scritto, no, in rivolta dei prof di Magenta per i corsi con i militari, valori sbagliati, ma in Lombardia si portano i bimbi a lezioni di Islam, l'ira del centrodestra. E quello che vi dicevo invece, questa riflessione proprio di Paragone, come ci stavi dicendo te, appunto Lisetta, a proposito di queste forze dell'ordine che sono maltrattate e che poi alla fine non vengono difese, scusate, pardon, pagina 12, e allora vedete, ecco qua, l'Europa fa il gioco dei delinquenti attaccando la polizia. Perché? Onore alle forze dell'ordine, perché e qui l'intervento del Consiglio d'Europa, che per esempio non sa dove sia la barriera a Milano, e forse non lo sanno nemmeno molte altre persone che durante i telegiornali sono rimaste scioccate dalle immagini che arrivavano da lì. Ma le forze dell'ordine lo sanno benissimo dov'è cosa è diventata barriera di Milano, che a dispetto del nome è nella periferia di Torino. Nelle centrali operative si sa che questa zona, e qui almeno parliamo, diamo appunto questo, cioè ci concediamo questo focus su zone di degrado, di disagio, perché se no guai a parlarne, no? Se no si istiga appunto alla discriminazione. Nelle centrali operative si sa che questa zona, che segna una delle porte d'accesso verso il capoluogo piemontese, oggi è considerata ad altissima pericolosità sociale per le risse fra bande di immigrati e per le violenze che vengono compiute per lo più da stranieri ai danni degli italiani. Residenti e commercianti non ne possono più delle angherie di queste bande. Non c'è pregiudizio etnico nell'alzare la voce per quel che accade, qui precisa Paragone, dal momento che in quelle zone si stabilirono i migranti che dal sud cercavano lavoro in Fiat. Poi le migrazioni hanno progressivamente cambiato i connotati, come tutti i grandi centri urbani, gli immigrati sono diventati stranieri. Nessun trattato di sociologia saprà darci la mappa esatta dei cambiamenti avvenuti in Italia negli ultimi decenni, più di un giro con le pattuglie e le volanti dei poliziotti, un po' perché anche loro sono figli del pendolarismo sud-nord, un po' perché a furia di fare turni di giorno e di notte l'occhio si abitua ai cambiamenti, ai profondi cambiamenti, perché quel che è accaduto l'altra sera in Barriera di Milano, forse molti di voi già appunto hanno letto, sentito questa notizia, ma 3 uomini di origine peruviana armati di coltelli e un bastone chiodato si sono presi a botte con altri 3 connazionali. Scene di violenza estrema, con colpi che hanno sfigurato gli aggrediti, urla, inseguimenti con le macchine, insomma qualcosa di terribile, se non fosse che non è la prima volta che accade. Vero, lo sanno bene i poliziotti carabinieri che in quelle periferie agiscono da anni. A Torino, come a Milano, a Roma, come a Padova, a Firenze, come a Bari. Oggi ogni città ha il suo pezzo di cronaca da raccontare, e se i dati sulla sicurezza sono in netto miglioramento, non c'è dubbio che la paura tra i cittadini sia aumentata, perché sono le dinamiche delle risse, delle violenze ad essere peggiorate. Gente che in strada si presenta con le catene o con i maceti, bande di stranieri che si confrontano per gestire racket di ogni tipo. Non c'è rispetto nemmeno per gli anziani. E le nostre forze dell'ordine, lì, i nostri ragazzi, lì a gestire, a controllare e a intervenire, magari con qualche signorino dei centri sociali o delle sinistre radicali che registra con i telefonini e commenta contro. Sì, perché poi loro stanno lì
tutto con i telefonini per cercare di trovare un qualche errore nell'operato delle forze di polizia, ma avevamo sentito, come nel caso Rami, che insomma era pure sbagliato, no? Che le forze dell'ordine, pensate che assurdo, veramente un mondo al contrario, surreale, era sbagliato che le forze dell'ordine inseguissero chi non si era fermato a un altro un posto di blocco. Per non dire di questi ragazzini in maranza che ormai hanno capito come funziona il gioco e fanno bella mostra davanti a taccuini e telecamere per dire che la polizia ce l'ha con noi. Tutti agnellini che scappano ai posti di blocco perché la colpa è della polizia, anzi dei pregiudizi degli agenti che per loro restano il nemico. La verità è che i nostri agenti sarebbero da premiare con incentivi in busta paga, perché quello che realizzano non ha prezzo, a maggior ragione se poi un giorno di fine maggio arriva una di queste organizzazioni internazionali di anime belle, ben pagate, per star dietro a una scrivania a redigere rapporti, appunto il Consiglio d'Europa, no? Che appunto ha citato Paragone all'inizio di questo articolo, e quindi arriva questo rapporto da un'organizzazione di anime belle che dice che i nostri agenti di polizia sono invece un po' razzisti. Ecco, era proprio la scusa che cercavano i teppisti, i delinquenti, per ingaggiare la loro battaglia contro donne e uomini in divisa. Che cosa faccia il Consiglio d'Europa non lo sa nessuno, cosa facciano polizia e carabinieri lo sappiamo benissimo, da decenni hanno combattuto contro il terrorismo, combattono contro le mafie, pattugliano ogni giorno in strada, garantiscono la sicurezza quando i potenti del mondo si trovano in una sola città, a Roma, per salutare e omaggiare il Papa. Ecco chi sono i nostri poliziotti. E lo dovrebbero capire anche a sinistra. L'ha capito per esempio l'intelligenza artificiale. Non so se avete letto la notizia di quella interrogazione, di quella domanda rivolta a una delle intelligenze artificiali: ma perché la sinistra è contraria al DL sicurezza? E perché tutelano sempre quelli che commettono reati. E questa è stata la risposta. E dopo ci torniamo anche su quella notizia che insomma fa anche un po' ridere. Certo, c'è anche però da piangere per tutti questi reati veramente che vengono commessi, e poi per di fatto la difesa sempre a sinistra di chi no, commette certi illeciti, perché poverini vanno capiti, vanno giustificati, eccetera. Sempre così indulgenti. Ma allora ritorniamo sulla prima pagina di Libero, così completiamo anche questa parte. Qui sull'altra testata vedete la riflessione di oggi di Daniele Capezzone sulla figura di Clint Eastwood, che appunto oggi compie 95 anni, volto e storia dai conservatori. Non è solo una maschera dura e consapevole, è quella di Clint Eastwood che oggi compie 95 anni, lui è stata sempre una figura molto anticonformista, molto lontana da questo cinema schierato a sinistra, no? Anche appunto in America, una visione della vita lontana da quella dei registi cosiddetti impegnati. E poi appunto l'altro tema, già cui ci eravamo occupato, è questa Dem Salis che vuole già fare le scarpe a Elli, che quindi chissà nutre già ambizioni nazionali, la nuova Meteora PD che punta appunto a un ruolo nazionale. E poi la riflessione invece di Secchi che vi stavo anticipando sullo sconcerto per questa decisione, no, dei prof della scuola di Magenta che non vorrebbero far venire i militari appunto in questa scuola. E allora l'editoriale di Secchi, un po' alla volta l'Occidente cancella se stesso. Tra 48 ore ai fori imperiali sfileranno, 48 ore ovviamente per la festa della Repubblica 2 giugno, sfileranno uomini e donne in divisa che servono la patria, le tribune saranno gremite, decine di migliaia di italiani applaudiranno. E qui ricorda Secchi appunto anche chi in famiglia era per esempio bersagliere. Dovrebbe essere un momento corale, senza divisioni politiche, ma a quanto pare c'è uno strisciante sentimento contro i militari, le forze dell'ordine, chiunque indossi la divisa e faccia il suo dovere per rendere la nostra vita quotidiana più sicura. L'ultimo caso è quello di Magenta, dove appunto in una scuola è stata sbarrata la porta ai bersaglieri chiamati a parlare agli studenti della loro esperienza. Nell'album della mia famiglia c'è una foto di mio padre con il cappello del bersagliere, e per me la sua foto in bianco e nero di quel ragazzo è indelebile. Un mio prozio, il fratello di mio nonno paterno, un marinaio, è caduto durante la Grande Guerra, la prima guerra mondiale, nell'affondamento del piroscafo Tripoli.
articoli. E allora vedete, questo segue a pagina 5 e ci andiamo anche per leggere almeno la conclusione, commentarla assieme qui su questo Occidente che cancella se stesso. Dunque, i bersaglieri non possono entrare a scuola, ma i poliziotti bisogna spaccare la testa, secondo questi facinorosi. I tagliagole di Hamas sono degli eroi della resistenza palestinese, gli ebrei sono intenti al genocidio e via Israele dalla mappa. E qui poi ci ricolleghiamo anche alla proposta shock, no, di Emiliano. Infatti poi vedremo la prima pagina del Tempo, no, come ovviamente scherza sulla vicenda. Emiliano che rivendica, non lo so, per la regione Puglia poteri di politica estera, che lui vuole adesso tagliare i rapporti tra la sua regione e Israele. E allora conclude qui Mario Secchi, quindi gli imam che tengono lezioni ai bambini dell'asilo, mentre i cattolici vengono emarginati e massacrati in tante parti del mondo, sappiamo tutte le persecuzioni che subiscono i cristiani, si fanno proclami contro il presepe a scuola, no, in nome della laicità sempre, e si cambiano i menù delle mense degli alunni per essere più inclusivi e rispettosi della religione altrui. Insomma, si fanno tutte queste buone azioni per stare bene con la propria coscienza e così facendo, giorno dopo giorno, l'Occidente cancella la propria identità. Qui appunto siamo su Libero di oggi e vedete, allora, la Salis che ha vinto a Genova ora vuole fare le scarpe alla segretaria Schlein, ma la giunta è un rebus, e poi la precisazione qui della sindaca: è prematuro parlare di un mio ruolo nazionale perché ho davanti un mandato di 5 anni, anche di più se andrà bene, insomma convintissima proprio. E poi papi stranieri e federatori progressisti alle prese con lo scouting esterno, i candidati usa e getta. E qui, a proposito della sinistra, dai tempi dell'Uribo è aperta la caccia al nome ad effetto da gettare poi nella mischia, una selezione che viene realizzata per superare le divisioni tra i partiti, ma adesso Elly e Conte non ci pensano proprio a compiere un passo indietro. E qui vedete, no, i nomi che sono circolati in passato per la leadership del centro-sinistra: Beppe Sala, Ernesto Ruffini, Paolo Gentiloni, e Beppe Sala che dovrebbe poi occuparsi dei tanti problemi proprio di Milano, appunto di illegalità diffusa, di mancanza di sicurezza in tante zone, ma abbiamo visto anche quanti reati gravi che avvengono nel centro. Non più 007, stretta sulle scorte, ma Renzi non ci sta, dal 2026 via la scorta dei servizi segreti agli ex premier. Per loro resterà solo il dispositivo predisposto e curato dal Viminale, dal ministro dell'Interno. E quanto rivela, pubblicando una lettera del sottosegretario di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano nell'edizione online del quotidiano Il Foglio. E quindi interessati dalla stretta anche Gentiloni, Renzi, Monti, Prodi, D'Alema. Obiettivo, in applicazione di una disposizione varata dal governo Conte 2, porre fine alla duplicazione dei servizi di protezione 007 e Viminale. La reazione furibonda di Renzi: rimango allibito dalla superficialità con cui si gestiscono informazioni così riservate e ritengo l'atteggiamento di Mantovano pericoloso, superficiale, incomprensibile. E allora stavamo dicendo quindi di chi può entrare a scuola, imam sì e bersaglieri no, la vergogna nel milanese. E qui il commento di tanti, per esempio Ignazio La Russa, Presidente del Senato: dispiace leggere prese di posizione ideologiche che non riconoscono valori e storia. Guido Crosetto, Ministro della Difesa: i valori dei bersaglieri sono principi fondanti della nostra Repubblica. La notizia che vi stavo anticipando prima, che fa anche sorridere, strappa un sorriso, lo dice pure ChatGPT, no? Questo portale di intelligenza artificiale: il PD difende i delinquenti. Sberleffo di Fratelli d'Italia che chiede all'intelligenza artificiale perché la sinistra sia contro il decreto sicurezza. Risposta esatta. Qui vedete, se ne occupa Francesco Storace, che esordisce scrivendo ovviamente popcorn senza fine per la sofferenza dei compagni troll su X a causa dello scherzo da preti che gli ha tirato Fratelli d'Italia con i suoi social. Scherzo niente male, impazza la polemica sul decreto sicurezza e dal PD in giù sono schiamazzi senza fine, disperazione e lacrime. Fratelli d'Italia decide appunto di sfottere come merita una sinistra isterica proprio sul decreto che stabilisce regole chiare e sanzioni severe per chi sgarra. La sicurezza è valore portante di una politica seria. Insomma, vedete qui la domanda: ciao chat, vorrei capire perché la sinistra è contro il decreto sicurezza. Tu sai dirmelo? Certo, il motivo per cui la sinistra italiana è contraria al cosiddetto decreto sicurezza è perché considera repressivo contrastare i ladri di case, difendere
difendere le forze dell'ordine e tutelare gli anziani e le persone più fragili. Insomma, la risposta esatta, precisa dell'intelligenza artificiale. E poi l'altra questione di cui ci dobbiamo occupare è stata ripresa da tanti quotidiani oggi, e cioè questo incontro che si è tenuto in Forza Italia e che ha creato polemiche, un incontro con Fedez. Era il personaggio da invitare? Perché questa riconciliazione con Gasparri? E qui l'intervista che viene condotta a lui, a Maurizio Gasparri, condotta da Brunella Bolloli. Critiche per Fedez, operazione riuscita, i giovani ora lo seguono. Il presidente dei senatori di Forza Italia rivendica la scelta del rapper al congresso di oggi: mi confronto con tutti, non capisco chi polemizza. Ad Atreio è andato Travaglio e il cantante posta un video, ecco perché ho accettato. E Fedez è invitato a trattare il tema del disagio. Fedez non è un modello, non diremo ecce homo, però verrà a dire la sua sul disagio giovanile. Gasparri: non conosco il rap di oggi, io sono della generazione di Albano, Mogol è un mio amico e Venditti, e Venditti appunto lo ascolta. E quindi è una decisione che ha fatto discutere, questa dell'invito appunto per Fedez. Allora abbiamo tanti altri articoli qui di cui appunto occuparci, anche per Libero, ma veramente siamo di corsissima, e allora facciamo così, vedete, quello che stavamo già ripetendo sulla Cassazione che si sconfessa dubbi sui CPR in Albania, il rischio di fermare i rimpatri, la sinistra che esulta, anche qui vedete Libero di oggi, l'altra inchiesta sempre poi sulla ONG di Casarini, Mediterranea Saving Humans, ecco i bilanci faraonici della ONG di Casarini, qui siamo a pagina 7 di oggi di Libero, dal 2018, quello che stavamo ricordando prima, pioggia di quattrini da chiese detti, nel 2023 oltre 1,5 milioni e pensate il rapper Gali ha regalato anche un'imbarcazione, un'altra arriva dai Verdi tedeschi. E quindi appunto Gali, che poi è diventato un po' l'idolo anche di tanti giovani di sinistra, qui vedete scritto Gali, italiano di origini tunisine, famosissimo tra i giovani, in questo caso di sinistra, pure per le sue battaglie pro Gaza e immigrazione al Festival di Sanremo, e quindi Mediterranea che gode pure di regali come questo gommone Baina donato nel 2023 dal rapper Gali, e Baina è anche il titolo di una sua canzone. Pensate, ecco qui i versi: Mediterraneo, tra me e te il Mediterraneo, il volto familiare di un estraneo, orfano come un nuovo ateo, ma immagino il Corano nella radio. E quindi Baina, il gommone che Gali ha donato alla Mediterranea, in arabo significa vederci chiaro, ed è quello che appunto vogliono vedere chiaro i giudici appunto su questi finanziamenti per l'ONG di Casarini. Ma siccome dobbiamo correre, no, andiamo subito a pagina 17 qui di Libero, chiudiamo questa parte su Libero perché c'è la riflessione proprio di Capezzone sulla figura di Clint Eastwood per i suoi 95 anni, il cavaliere solitario che ha dato volto ai conservatori. Quella di Clint è una visione della vita allergica al conformismo cinematografaro, quello di sinistra. L'esistenza va affrontata senza piagnistei e la bussola è quella dell'individuo. E a farlo quindi questa sua battaglia, no? Secondo cui appunto bisogna affrontare la vita, per Clint Eastwood, affrontare la vita con dignità, perché siamo chiamati ad essere uomini. Lui è un conservatore, dunque libertario, aggiunge qui appunto Daniele Capezzone. E allora nasciamo e moriamo da soli, ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, dobbiamo decidere, cadere, provare a rialzarci, ad affrontare con dignità e senza piagnistei il cammino della vita. Sì, cammino che presenta delle spietate durezze, e a farlo con questa bussola, quella dell'individuo. Avete letto bene, cari compagni del cinema italiano, nella parlata romanesca, qui aggiunge Capezzone, cinema, con una sci pure lei, come voi, sciatta, trascinata, svogliata, qui implacabile Capezzone contro certi esponenti di quel cinema romano schierato a sinistra, e qui potremmo tirar fuori i nomi, anche perché poi sapete, no, in queste ultime settimane giornali qui dell'area quante inchieste che hanno comunque partorito su tutti questi finanziamenti che hanno ottenuto cineasti di sinistra,
ottenuto ovviamente dallo Stato, con quattrini dei contribuenti pubblici, e poi magari si lamentano se il cinema è in difficoltà perché vorrebbero ancora di più, ma poi magari i loro prodotti cinematografici non vengono comprati, non ottengono questo successo di pubblico, e i botteghini al cinema non realizzano quegli incassi sperati. E allora perché è un modello Clint Eastwood? Perché attenzione, quindi ce n'è anche appunto nelle sue strigliate, nelle sue invettive di Clint Eastwood, ce n'è anche per i conservatori confusi e i liberali smarriti, a cui Clint indica una via ardua in salita solitaria: diffidare per esempio del big government, del grande governo, anzi pure del government, non fidarsi a volte dell'autorità, credere nella scelta morale singola e nell'impegno personale. Prima la libertà. Occhio però, perché pure a destra, dove è largamente applaudito, non so se Eastwood sia stato compreso fino in fondo. Infatti tanti sono certamente affascinati dal suo volto e dalle sue rughe, ma sono spesso poco inclini a scegliere la libertà contro la protezione. Clint Eastwood è lui stesso, ci perdonerà la lettura politica, un pezzo di destra culturale e morale che antepone la libertà ad altri valori e ci ricorda la necessità di essere inquieti per la sorte della libertà nel nostro tempo, sempre più spesso sacrificata e sacrificabile in nome di altro. Grazie per tutto questo. Allora, il ringraziamento di Daniele Capezzone a Clint Eastwood, che ci traghetta verso la seconda parte di questa nostra rassegna. Sveva che ce l'hai ricordato, allora a piccolo break noi ci ritroviamo fra pochissimo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. A te, Pier Vittorio. Grazie Sveva. Allora corriamo veramente per completare questa parte, no, di rassegna stampa, e io farei così: andiamo intanto sul tempo, visto che lo stavamo anticipando, anche questo fotomontaggio di Emiliano che sembra una sorta di imam, di mullah, vedete, l'ultima, anzi no, del califfo, appunto, del califfo Emiliano. Ebrei vietati in Puglia, la lettera del governatore ai dirigenti della regione: basta rapporti commerciali con Israele, e scoppia la bufera. L'ira del centrodestra è ora di finirla con questo antisemitismo strisciante. Eh sì, e qui poi vedete l'editoriale di Cerno, il suo spazio appunto Chernobyl. Michele Saracino del Tavoliere, proprio su questo tema, nell'impeto antisemita che dalle viscere della sinistra riemerge assieme alle bandiere di Hamas in una narrazione finta del conflitto israelo-palestinese. Capita pure di sentire un governatore contrario, fra l'altro perfino all'autonomia differenziata, che invece si erge a ministro degli esteri dell'Italia e pronuncia il no agli ebrei nella sua Puglia. Michele o Saracino Emiliano ha capito tutto. Il problema della Puglia sono gli israeliani, mica una sinistra che confonde palestinesi e terroristi pur di trovare qualche minuto di unità issa bandiere di Hamas perfino sulla porta di San Paolo il 25 aprile. Mica un regime che ha preso in ostaggio, prima ancora degli ebrei del 7 ottobre, ha preso in ostaggio proprio i palestinesi di Gaza per usarli come scudi umani e attirare la solidarietà distratta di un Occidente senza più conoscenza storica ed equilibrio. No, il problema per Emiliano sono gli ebrei, con la stravagante nemesi proprio del Tavoliere, del saracino nemico in agguato, che tanto avrebbe oggi da insegnare a chi non cerca la pace ma la strada per il prossimo incarico politico nel PD. E poi la riflessione invece del Conte Max: ma quale crisi? Gli italiani che sono tutti in vacanza. E qui vedete, andiamo un attimo a pagina 10, intanto scorriamo qui, vedete, no, all'interno del Tempo il Tavoliere di Hamas, ebrei vietati in Puglia, l'ultima del governatore: basta rapporti con israeliani, e su questo riflette anche Roberto Arditi, un'iniziativa che non aiuta la pace, perché poi alla fine va anche a snaturare quella che è stata sempre la politica estera dell'Italia seguita, no, proprio per il Medio Oriente.
perché appunto lui qui scrive: l'Italia ha sempre cercato una linea di equilibrio, amicizia con Israele, sostegno umanitario al popolo palestinese, dialogo con il mondo arabo. Emiliano spezza questo equilibrio con un atto unilaterale e autoreferenziale. L'Europa si divide, ma questo è comprensibile, gli stati sono sovrani, ma se adesso a cercare una politica estera autonoma sono anche le regioni, vuol dire che apriamo dentro la tragedia anche il fronte della commedia. Sinceramente non se ne sente alcun bisogno. E allora vorremmo dire a Emiliano, ma stai diventando più autonomista della Lega? Con me prima ti eri tanto battuto contro l'autonomia differenziata, adesso rivendichi questa politica estera de facto per la tua Puglia. E qui addirittura altre frasi che suonano come assurdità, oltre la realtà. Francesca Albanese sciocca: Hamas per l'ONU non è un gruppo terroristico. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina è intervenuta durante la trasmissione Agorà sulla 7, affermando questo. E poi qui vedete, siamo a pagina 3, altro che studenti pro palco la Kefia, fuori Israele dagli Atenei e contestano Tajani, e poi questa decisione che ha sollevato polemiche, perché una maschera, cioè una di queste ragazze assistenti lì appunto al teatro alla Scala, la sera del 4 maggio scorso, aveva gridato, quando era appunto arrivata Giorgia Meloni, la premier Meloni, aveva gridato, urlato Palestina libera, e per questo è stata licenziata. Un verdetto ghigliottina secondo il sindacato. Lo sfogo di Trump, giudici comunisti, attacco alla democrazia, questo sempre per tutte le decisioni che si sono seguite. Per esempio la sentenza della Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti sui dazi è così sbagliata e così politica. Speriamo che la Corte Suprema annulli questa orribile decisione che minaccia il Paese rapidamente in maniera decisiva. Non si deve permettere ai truffatori dietro le quinte di distruggere la nostra nazione. Il tycoon contro questa sentenza poi sospesa, che ha bloccato le tariffe commerciali. L'Europa che accelera i negoziati, Meloni, non bisogna più perdere tempo. Stavamo insomma prima ragionando, no, a proposito delle considerazioni finali che ha espresso il governatore della Banca d'Italia Panetta, quali potrebbero essere gli effetti di questi aumenti tariffari sul PIL. Qui vedete quest'altra infografica con le elaborazioni dell'ISPI, vedete l'effetto dei dazi americani sul PIL, per esempio a proposito della contrazione per gli stessi Stati Uniti, oppure per l'Unione Europea a 27, oppure per la Germania. Per l'Italia potrebbe essere, nel caso di dazi al 50%, già un meno 0,6%, un meno 0,8%, sempre nel caso di dazi al 50% invece di contrazione del PIL. Ma allora chiudiamo questa parte, perché appunto volevo dirvi anche avevamo citato prima, sempre per il tempo, non solo le considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia, economia italiana vitale, ma poi anche a pagina 12, pagina 11 Fedez con i giovani di Forza Italia, pagina 10 Conte Max, altro che Italia in crisi, gli italiani sono tutti in vacanza, vedete, e qui ve lo riporto, anzi scusatemi, ve lo zoom anche perché sennò non si vede, vedete, altro che crisi, gli italiani sono tutti in vacanza, dar retta alle sinistre e ai critici del governo Meloni, l'Italia del 2025 sarebbe un paese dove le cose non vanno, non si tratta qui di descrivere la nostra penisola come il regno del Bengodi, ma di certo la sinistra ancora una volta con le sue critiche a prescindere non ci prende. E poi, come vi dicevo, anche qui a pagina 11 i Gasparrez, Pace Fedez, Fratelli e Forza Italia. Andiamo però adesso su tutt'altra area editoriale, Corriere della Sera di oggi, prima di iniziare i nostri collegamenti. Vedete qui titolone, i dazi che frenano la crescita mondiale, caos, tariffe, la Casa Bianca che prepara un piano B, attacca la Cina, PIL, Roma fa meglio di Parigi, perché poi, vedete, qui c'è anche la riflessione di Gramellini su non è l'età, una riflessione su questo caso assurdo di una bambina di 12 anni che prima si fidanza con un ragazzo di 18 e poi viene uccisa, e si commenta la frase di De Luca che aveva chiesto: ma è normale che una bambina di 12 anni si fidanzi e nessuno dica niente? Ecco, e a proposito di questo grave caso, di questo omicidio di Afragola, poi vi segnalo anche la riflessione di Feltri a pagina 12 del Tempo, l'abbiamo saltata un attimo, ma perché volevo andare con voi a
quello che dice sul tema, sull'argomento, l'onorevole Bongiorno. Vedete qui l'intervista: valutiamo di abbassare l'imputabilità a 12 anni. E allora andiamo a prendere questa intervista appunto a lei. Qui entriamo ci addentriamo proprio nel Corriere della Sera, andiamo agli interni e zoomiamo. Qui vedete altri articoli sempre poi sulla parte esteri: lo show di Musk da Trump, il congedo con l'occhio nero. Qui avrebbe sostenuto che questo occhio nero sia stato creato da un pugno di suo figlio, e quindi poi si sono scatenate anche qui le polemiche e gli attacchi. Ma invece per l'intervista all'onorevole Bongiorno su questo femminicidio, su questo tema, dobbiamo andare qui, vedete, a pagina 21, un attimo che zoom, ecco qua: è sbagliato criticare il reato di femminicidio, valutiamo se abbassare l'imputabilità a 12 anni. La Bongiorno: sempre più ragazzini violenti, dobbiamo agire tutti. L'intervista condotta da Paola Di Caro, vedete, 59 anni, palermitana, figlia di Girolamo, docente alla Sapienza, ha difeso 2 volte per le accuse di mafia e per l'omicidio Pecorelli Giulio Andreotti, senatrice appunto con la Lega, e che poi ha difeso Matteo Salvini, vice premier, e poi in quel processo che ha condotto all'assoluzione, un processo che non sarebbe nemmeno dovuto, non avrebbe dovuto nemmeno vedere la nascita, no? Visto che Matteo Salvini di fatto si è ritrovato imputato soltanto perché difendeva l'Italia dall'immigrazione clandestina, da un'invasione. E allora qui la domanda anche sulla famiglia, il ruolo che dovrebbe svolgere, il ruolo educativo. Noi non crediamo che chi finisce vittima o carnefice sia necessariamente figlio di famiglie disattente o disgregate. La penuria di strumenti per imporre regole base ai figli è un problema che tocca tutti. La prima regola, che per me è faticosa ma necessaria, è limitare al minimo l'uso del cellulare. E qui attenzione, sentite cosa dice la Bongiorno: sono strumenti potentissimi, ma non dobbiamo permettere che ne abusino. Diamo dei limiti stretti, anche se ci sentiamo persi, perché questa è la prima generazione nata col cellulare in mano. La politica come può incidere? Oggi i ragazzi crescono più velocemente di un tempo, e forse potrebbe essere utile anche valutare la possibilità di abbassare l'età dell'imputabilità da 14 a 12 anni. Oltre al piano legislativo, io sono per campagne a tappeto, quasi con vademecum, per le ragazze, per far capire a cosa devono stare attenti: alla gelosia, all'ipercontrollo, ai divieti del partner, alla voce alzata, al famoso ultimo appuntamento. Eh sì, qui d'accordissimo appunto con Giulia Bongiorno. Ma prima di iniziare il collegamento, e poi vi lascio, apriamo anche il Quotidiano di Sicilia di oggi, perché vedete c'è l'editoriale di Carlo Alberto Tregua, che è un po' una strigliata, una requisitoria contro la regione Sicilia, perché non investe a sufficienza sul turismo o non fa crescere, non fa sviluppare ancora di più questo settore turistico, tutte le potenzialità dell'isola, di questo gioiello del Mediterraneo. Vedete, regione, incrementare il turismo interno. Ma poi vi segnalo, recuperatelo, anche a pagina 3, questo resoconto appunto dell'intervento che ha tenuto Matteo Salvini, vice premier, ministro dei trasporti, nel capoluogo peloritano, in vista proprio dell'avvio dei lavori in programma dopo l'approvazione del CIPES. E riprendiamo questo argomento perché poi tanti ci avevano scritto, no, l'altra volta ci avevano chiesto: ma è vero che poi alla Per fine Vittorio, scusami, quando Sì. vuoi gli ospiti sono in attesa. Ah, perfetto. Allora assolutamente io mi scuso con tutti voi, vi stavo appunto solo finendo di segnalare questo articolo su pagina 3 del Quotidiano di Sicilia. Ma allora vengo da voi, vengo a Matteo e Salvatore Di Bartolo. Mi sentite? Sì, Pier, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per avermi qui. Grazie Matteo, grazie Salvatore. Allora, Salvatore, noi stavamo già anticipando questo, no, nella presentazione. Io ovviamente ricordo che sei autore, giornalista, hai già pubblicato tanti libri, tra cui proprio citavamo prima Overgreen, no, la falsa rivoluzione verde, con prefazione di Vittorio Sgarbi. Scrivi sul sito di Nicola Porro. Ma abbiamo appunto iniziato dicendo che c'è stata questa conferenza che si è tenuta, una conferenza di presentazione proprio al Senato,
alla sala Nassiria, Caduti di Nassiria, e allora per la presentazione di questo tuo ultimo libro, Sigonella Mametto, l'affaire Craxi, tra menzogne, verità e falsi miti. Insomma, l'abbiamo ricordato anche perché proprio tra i relatori, tra chi è venuto per un saluto istituzionale, lo stesso senatore leghista Gianluca Cantalamessa, il quale ha dichiarato, no, ha detto: io sarei tranquillamente nel 92, magari sarei tranquillamente potuto essere uno di quegli appostati stupidamente davanti all'Hotel Rafael a lanciare le monetine, crescendo dopo meglio compreso quanto fosse realmente accaduto in quella stagione. E allora poi ho deciso di compiere un viaggio ad Hammamet per rendere omaggio a Craxi e chiedergli scusa. Allora, perché Salvatore è fondamentale? Ecco, scrivere bene la storia di Craxi, qui cito, a proposito di scrivere bene la storia di Craxi, cito proprio le parole usate dalla senatrice Stefania Craxi, le parole che lei ha usato proprio nel suo intervento. Ci senti, Salvatore? Siccome... Sì, buongiorno, Sì. buongiorno Pier Vittorio, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, intanto è importante scrivere bene la storia in generale. Poi, in questo specifico caso, diciamo che la storia era stata scritta in maniera un po' troppo fuorviante da quelli che io definisco, anche nel testo che ho scritto, che tu hai appena citato, i sacerdoti della falsa rivoluzione, ovvero coloro i quali avrebbero voluto condannare Bettino Craxi alla damnatio memoriae, consegnando alla storia come un ladrone, come un latitante, come il peggiore di tutti i mali. In realtà poi, col tempo, si è scoperto che così non è stato. E infatti una parte della politica che il 30 aprile 93 era appostata sotto l'Hotel Rafael a lanciare le monetine, e mi riferisco a ex Missini e la Lega anche, come ha ricordato giustamente il senatore Cantalamessa, in questi anni hanno rivalutato e rivisto quello che è il loro giudizio storico sul personaggio politico, su Bettino Craxi, che sicuramente è stata una figura di spicco dell'Italia repubblicana, probabilmente l'ultimo grande statista italiano. Le dichiarazioni di Gianluca Cantalamessa, che è sempre una persona molto onesta intellettualmente, oltre che competente, in questo caso sono emblematiche. Lui ha detto: sarei stato lì quel 30 aprile del 92, qualche anno dopo sono andato ad Hammamet per rendere omaggio a Bettino Craxi. Quindi questa è la sintesi, il succo di quello che è accaduto in questi anni a destra. Purtroppo non è accaduto a sinistra. A sinistra invece continuano a picconare la figura di Craxi e a intestarsi questa presunta superiorità morale, che in realtà però è solo presunta, perché poi i fatti l'hanno ampiamente smentita nel corso di questi anni, ma anche quelli che sono i fatti storici lo smentiscono, perché coloro i quali si autodefiniscono, si autocelebrano come onesti e come morali, dotati di una superiorità morale, in realtà prendevano i soldi da Mosca e si finanziavano illecitamente al pari degli altri partiti politici della Prima Repubblica. Quindi di moralmente superiore non hanno niente, non avevano niente, semplicemente hanno tutta la convenienza a portare avanti questa narrazione, perché da quella commissione tra finanza, media e giustizia che ha dato vita a quel golpe che fu Mani Pulite, ora da quella commissione è nato un partito politico che si chiama Partito Democratico, che ripeto è sorto proprio dalla commissione tra finanza, media e giustizia. Chiaro, chiarissimo. Matteo, vengo da te perché appunto abbiamo citato questo giustizialismo, no, che ha attraversato la stagione di Mani Pulite, però è un giustizialismo che è proseguito anche nella Seconda Repubblica con altri interpreti. Esatto, parlando proprio di superiorità morale, hai scritto tra l'altro recentemente proprio riguardo a Alessandra Todde, che è il presidente della Sardegna, sostenuta da una coalizione di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS, che sono i tre partiti che quando possono, invece di fare vera politica, cercano più di parlare della scelta giusta morale, come dicevamo in precedenza. Ecco, questa Alessandra Todde che abbiamo visto è decaduta e non vuole in nessun modo lasciare la poltrona. Cosa dobbiamo pensare di questo?
Allora, intanto la prima cosa che mi viene in mente è che i grillini siano gli eredi perfetti di quei giustizialisti che nel 92, nel 93 lanciarono le monetine a crack, si scagliarono contro quel sistema della Prima Repubblica, quindi da lì nasce la Repubblica delle manette, come a volte la definisco io, e i grillini evidentemente sono gli eredi perfetti di quel giustizialismo manettaro di manipulitista memoria. Allora, in questi anni hanno fondato, no, anche le loro fortune politiche sull'onestà, sulla castità, sulla purezza, sulla trasparenza, sul fatto di voler aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Ce li ricordiamo, no? Quei proclama di qualche anno fa. Adesso possiamo dire con il senno del poi che dentro il Parlamento si sono letteralmente asserragliati, si sono barricati dentro e non vogliono più uscire. E la cosa bella, la cosa che sorge subito all'attenzione è che c'è una sorta di doppio pesismo che oltre ad essere poco coerente è anche molto fastidioso, perché quando succede qualcosa agli altri, a destra, sono sempre pronti a urlare allo scandalo, a chiedere le dimissioni, a scendere in piazza. Invece quando accade, come in questo caso, qualcosa a loro, come vedi, vanno avanti dritti per la loro strada e la parola dimissione diventa un concetto impronunciabile. Non si può parlare di dimissione nel caso della Todde, però nel caso dei ministri del centrodestra, nel caso di esponenti politici del centrodestra, vanno a manifestare in piazza a chiedere le dimissioni. Ora, quando si riferisce a questa sinistra, tra cui rientra anche il Movimento 5 Stelle, oltre che il PD, non bisogna parlare di superiorità morale, di onestà, bisogna parlare di doppiezza, doppia morale, perché hanno una doppia morale, sono sempre pronti a picconare gli altri e ad attaccarli, però quando poi i guai, no, toccano a loro, io non auguro guai a nessuno, per carità, la Todde è stata legittimamente eletta, quindi poi non so cosa ha combinato nello specifico, finanziamenti, rendicontazione regolare dei finanziamenti, sarà l'autorità giudiziaria a chiarire quello che è successo, anche se la strada è quella della decadenza, a quanto pare, anche se i tempi non saranno brevissimi, però quello che sorge all'occhio è questo, la doppia morale, perché da un lato urlano e chiedono le dimissioni agli altri, dall'altra parte si barricano dentro il palazzo e non vogliono più mollare la poltrona. Chiaro, chiarissimo. Questo è vero, Salvatore, ma a proposito di altri poi protagonisti di certo giustizialismo, ovviamente non possiamo pensare a Piercamillo Davigo, oltretutto con un tema di attualità perché è stata confermata la sua condanna. Ricordiamo che appunto è stata confermata la sentenza con cui lui è stato condannato per rivelazione di segreto d'ufficio, ecco. E io qui vengo da te, ecco, a parte vabbè che sembra proprio una nemesi, perché lui ha sempre detto non esistono presunti innocenti, ci sono magari colpevoli che non sono stati ancora scoperti, allora lui è stato scoperto, ma secondo te a questo punto ha ragione anche un Sansonetti, che lui ha affermato che la sinistra avrebbe realizzato una pericolosa alleanza con le procure. Questo a me sembra innegabile, lo ha detto lui, sembra quasi una sorta di confessione. Abbiamo lasciato che fossero i giudici a compiere il lavoro sporco, a chiedere le manette per gli avversari, un vero suicidio. Insomma, l'errore strategico di questa sinistra post Tangentopoli. La genesi è sempre l'anno 1992, nasce tutto da lì, perché da lì cambia il modo di fare politica, crolla rovinosamente la Prima Repubblica, viene costruita la Seconda Repubblica, però la Seconda Repubblica a sinistra la concepiscono così, no? Come una santa alleanza tra media, giustizia e finanza. Quindi di conseguenza la sinistra, che da quell'alleanza ha creato le proprie fortune, perché ha resto al solo la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e più in generale il pentapartito, ha proseguito con questo schema per i successivi 30 anni. Adesso però qualche nodo sta venendo al pettine, quindi mi sa che le cose iniziano un po' a cambiare. Purtroppo per loro, buon per gli italiani che molto spesso tendono a votare dei partiti e degli esponenti politici e poi se li ritrovano silurati da chi invece non è eletto da nessuno, da chi invece arriva lì tramite un concorso e poi decide le sorti del paese, le sorti della nazione. Venendo a Piercamillo Davigo, Piercamillo Davigo è uno di quei falsi eroi di Mani Pulite, incensato ai tempi della falsa rivoluzione, quasi come fosse un eroe nazional popolare. In realtà
come i suoi colleghi del pool di Mani Pulite, faceva parte di uno schema, era semplicemente una pedina utilizzata da qualcuno che stava molto più in alto di lui per buttare a terra quel sistema partitico e per fare spazio a un altro sistema, per spostare gli assetti democratici del paese verso sinistra. Poi andò male perché arrivò Silvio Berlusconi, però il concetto di base, l'idea era quella. Quindi è un falso eroe incensato per anni. Il suo mantra è sempre stato: non esistono innocenti ma solo colpevoli che non l'hanno fatta franca. Stavolta il colpevole è lui e non l'ha neppure fatta franca. Una sorta di contrappasso dantesco, no? Ha dato dei colpevoli a tutti. Qualcuno sosteneva, non so se realisticamente o meno, che avesse persino le manette sul comodino, e adesso probabilmente le manette gli serviranno per metterle ai suoi polsi e non più a quelli degli altri. Esattamente, sì, è stato sicuramente uno dei protagonisti di quella stagione lì, però di quegli anni lì, vero Matteo, bisogna ancora chiarire tanti aspetti, bisogna ancora far luce, per esempio, su alcune stragi. Esatto, stragi che vengono definite semplicemente mafiose quando in realtà, date purtroppo le vittime, sicuramente i servizi segreti deviati e non solo vi hanno messo il loro zampino. La strage ovviamente di un grande, di un eroe come Falcone e come il suo collega, tra l'altro, Borsellino, ma non solo. Diciamo che la magistratura siciliana dovrebbe essere tutta celebrata, quella di quegli anni, perlomeno quelli che hanno dato il massimo per poter aiutare una terra così tanto bella e così tanto dissacrata. Parlavamo appunto di Falcone, di come nella giornata della legalità e come nel suo anniversario, secondo sia te, leggendo il tuo articolo, ma anche secondo me, più o meno su questo la pensiamo allo stesso modo, Salvatore, non venga celebrato nella maniera migliore, perché tutto ciò che ha portato a una crescita della mafia, come l'omertà, come il silenzio, come il non voler aiutare il prossimo con questo grande, non più velo, ma proprio questa grande cortina di ipocrisia, alla fine non siano stati degli atti, dei comportamenti così tanto condannati. La giornata della legalità non vorrei essere frainteso quando sostengo quello che sto per sostenere, lo spiegherò meglio dopo, però dico, la giornata della legalità coincide anche con la giornata dell'ipocrisia, perché nel caso di Giovanni Falcone, ma anche nel caso di Paolo Borsellino, si è avuto probabilmente troppa fretta, ma in maniera anche voluta, nel passare direttamente alle celebrazioni e nel trovare direttamente dei colpevoli che probabilmente avevano partecipato a quelle stragi, ma non con un ruolo apicale, per cercare di chiudere immediatamente, frettolosamente la vicenda, che in realtà è molto più complessa e molto più ampia. Parlavo prima dell'anno 1992, anche in questo caso l'anno 1992 è un anno cruciale, no? Perché cambiano completamente gli equilibri all'interno del paese per effetto diretto del crollo del muro di Berlino e della seguente dissoluzione dell'Unione Sovietica. In quell'anno succedono in Italia molti eventi, c'è Mani Pulite, ci sono le stragi, ci sono le privatizzazioni, tutti eventi che a mio modestissimo modo di vedere sono legati da un fil rouge che in qualche modo li collega tra loro e li lega, diciamo, tramite un percorso direttamente a oltreoceano, no? Quindi ci sarebbe molto più da scoprire, molto più da capire sugli accadimenti di quell'anno. Nel caso di Mani Pulite si è compreso molto nel corso di questo trentennio. Nel caso delle stragi, probabilmente perché si tratta di un qualcosa di ancora molto più delicato per gli equilibri democratici del paese, si cerca di portare avanti, come ti dicevo prima, la narrazione della commemorazione, dell'esaltazione dell'eroe che ci sta, perché Falcone e Borsellino tali sono stati, tralasciando però da parte quella che è la ricerca della chiarezza, la ricerca della verità, che probabilmente è emersa solo in parte, mentre una parte è rimasta coperta e ahimè credo che probabilmente non verrà mai completamente fuori, perché ripeto, in ballo probabilmente ci sono anche gli equilibri democratici del paese. Quindi giustissimo, sacrosanto fare queste celebrazioni, però probabilmente per rendere
i doverosi omaggi alla memoria di due eroi, quali sono stati Falcone e Borsellino, bisognerebbe prima o poi iniziare un processo di acquisizione di consapevolezza per cercare effettivamente di fare chiarezza su quegli accadimenti del 1992 che ancora rimangono, ahimè, dopo 33 anni, ancora molto troppo controversi. Esatto, fare ancora chiarezza su quanto bisognerebbe fare chiarezza e per esempio Salvatore, ecco, chiudendo, volevo con te, anche con te Matteo, commentare quello che per esempio scrive La Verità di oggi. Non so se adesso si vede la condivisione schermo, perché prima poi sulla Verità non siamo riusciti ad andare, ma vi segnalo appunto qui in chiusura l'articolo a pagina 2 di Amendolara su CPR in Albania, la Cassazione che smentisce se stessa, questo a proposito delle battaglie ideologiche di certe toghe, e pensate che questa decisione, che adesso rimette tutta la questione alla Corte di Giustizia, viene da chi? Da qui è scritto appunto giudici della prima sezione penale, presidente Giuseppe De Marzio, nel 2013 faceva parte del collegio che condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset, relatori Daniele Capuccio di Magistratura Democratica e Carmine Russo. E insomma, come vedete, niente di nuovo sotto il sole. Allora io vi ringrazio tanto Matteo e Salvatore per questo approfondimento, per queste riflessioni e speriamo appunto anche il nostro piccolo di poter contribuire almeno a scrivere bene, se non la storia, quantomeno la cronaca di queste giornate, di queste rassegne. Quindi grazie ancora a voi. Grazie a te Pier per averci tenuti come ospite. Grazie Salvatore, grazie a te Sveva per la pazienza, sempre per la regia, per l'aiuto, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ci avete scritto e ovviamente poi vi risponderemo dopo, ma ovviamente buona continuazione sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà per i nostri programmi e per i successivi programmi, per il direttoriale, l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti. Buona continuazione, buon fine settimana, alla prossima! Avete ascoltato la rassegna